Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar di Fondazione Nord-Est. Si tratta del quarto webinar della serie La grande transizione Nord-Est 2030, che come Fondazione Nord-Est insieme al nostro comitato scientifico abbiamo voluto organizzare come riflessione, come contributo alla riflessione per quello che sta cambiando, per quello che è cambiato in seguito alla pandemia. L'idea è quella di cominciare a fare alcune riflessioni su alcuni temi di rilievo che poi siano utili alla Fondazione Nord-Est per la preparazione del proprio rapporto annuale, che vuole ovviamente dare un contributo alla lettura di questi cambiamenti. Si tratta, come vi dicevo, del quarto appuntamento. I primi tre hanno riguardato nello specifico due temi propriamente legati a chi ha più in qualche modo subito o in qualche modo è stato più toccato da questa pandemia e quindi in qualche modo il lavoro e alcuni settori, in particolare l'agroindustria, l'automotive e anche la sanità. E poi abbiamo realizzato invece un altro webinar che si lega sicuramente a quello odierno, a quello successivo. Il primo webinar è stato quello sulle politiche industriali che devono essere attivate per rispondere alle esigenze. Il prossimo sarà invece sulle risorse disponibili per questa transizione. Oggi invece faremo una riflessione con alcuni ospiti importanti per domandarci, una volta che sono stati definiti i progetti e le progettualità, quali sono le modalità, quali sono gli strumenti innovativi di collaborazione, di coesione, di riflessione per far sì che questi progetti sui territori poi vengano adeguatamente, efficacemente applicati. Lo facciamo oggi con questi tre ospiti, quattro ospiti. La relazione principale è affidata a Federico Butera, presidente della Fondazione IRSO e professore emerito di Scienze dell'Organizzazione, e poi approfondiranno i temi Alessandro Garofalo, fondatore editoriale di Garofalo e Idee Associate, e Paolo Grigolli, direttore della Scuola di Management del Turismo e della Cultura di Trentino School of Management. Appena possibile buongiorno, ci raggiungerà anche il professor Patrizio Bianchi, che appena possibile riesce a collegarsi anche lui al nostro incontro. Intanto quindi lascio la parola al professor Butera, a cui do la possibilità di condividere lo schermo per condividere alcune slide che accompagnano la sua relazione. Grazie a tutti. Grazie. Ecco. Intanto buonasera a tutti, grazie dell'invito. Adesso noi abbiamo un combattimento con le tecnologie. Chiedo a Silvia se si vedono le slide. Allora, non si vedono, abbiamo bisogno che lei apra il suo PowerPoint perché vediamo la sua schermata della posta in questo momento. Ah, questo è male, questo è non è male. bello. Questo non è male. Allora vediamo, questo lo leviamo. Ecco. Adesso dovremmo vedere queste slide. Perfetto, se lei le avvia come presentazione. Che io le avvio se riesco ad avviarle. Scusatemi, ma non ho un sistema complicatissimo, in cui ho due schermi, ma nessuno dei due funziona davvero bene. Ecco. Prima lei le aveva viste, vero? Allora, sono proprio, se quella partecipazione progettuale ha un file già aperto. No, non servono, questo non... Ecco, adesso le vediamo. Adesso le vedete. Ma le vede integralmente o ne vede un pezzettino? Adesso non le vediamo più, prima le vedevamo bene. Se ne vede un pezzetto. Ecco, se ne vede un pezzetto, anche io ne vedo un pezzetto. Vediamo se riusciamo a trascinarle. Come si suol dire, fare bene, fare meglio. Ecco, forse ci siamo. Riesce a vederle adesso? Ancora vediamo solo una parte delle slide. Allora, guardi, è un PowerPoint, vedo sotto alla barra degli strumenti lei dovrebbe vedere una specie di schermo, basta cliccare là sopra oppure un F5 per far partire la presentazione. F5. Se siamo fortunati. Sì. Non siamo.
Ora si vede? Allora, vediamo. Patto per il lavoro dell'Emilia Romagna, si vede. Va bene. Ecco qui, perfetto. Sì, non è proprio quello che vogliamo, ma comunque ce la facciamo. Allora, intanto grazie di nuovo, scusate della complicazione tecnica. Allora, io prendo questi 10 minuti, diciamo, intanto anticipo il ragionamento che io voglio fare oggi. Ecco, noi siamo di fronte, diciamo, all'arrivo sicuro, ma non alle modalità con cui questo arrivo sarà determinato, di un fiume di risorse, insomma, no? Che derivano da questo recovery plan, da queste risorse europee, e in questo momento la situazione è che non sappiamo né come verranno decisi né come verranno deliberati, no? La notizia che noi abbiamo è che i ministeri hanno messo insieme tutte le proposte che erano disponibili, arrivando ad una quota, diciamo, di progetti esorbitanti e tra loro molto slegati fra di loro. Quindi noi confidiamo, diciamo, nella buona sorte, speriamo che ci sia, diciamo, il momento e il modo con cui, ecco, il governo deciderà, speriamo in maniera sennata, insomma, come destinare queste risorse. Queste risorse comunque sono, diciamo, in questo momento oggetto di una doppia esigenza. Da un'altra parte l'esigenza, diciamo, di far riprendere l'economia, dare il ristoro alle famiglie, dare il ristoro alle aziende, molte delle quali, come diceva Silvia prima, sono in alcuni settori in grave difficoltà, e dall'altra parte invece il tema di riuscire, diciamo, a fare degli investimenti che ci preparino, diciamo, ad uno sviluppo successivo, recuperando, non solo recuperando, diciamo, i limiti e le difficoltà che il nostro sistema economico-sociale ha registrato, ma possibilmente allineandoci, ecco, ad alcune sfide, diciamo, planetarie che abbiamo davanti tutti quanti. Da una parte la innovazione tecnologica, lo sviluppo dell'industria 4.0 o 5.0, a secondo di come la vogliamo vedere, i grandi cambiamenti demografici, i grandi cambiamenti nella catena del valore e sicuramente, diciamo, il recupero di ineguaglianze non solo tra le persone ma tra i territori e le aziende, che ha creato dei problemi. Ora, quindi quello di cui noi abbiamo bisogno è un progetto, come si suol dire, un programma a doppia elica, insomma, che sia capace contemporaneamente, ecco, di dare ristoro alle esigenze immediate e dall'altra parte programmare per il futuro. Come dicevo, il quadro attuale è che noi non siamo sicuri che ci sia un decisore unico che decide per il meglio. Sono scomparse dalla vista, diciamo, le proposte che erano state fatte dalla Commissione Colao e da altri ancora. Comunque questi soldi in un modo o in un altro arriveranno. Allora, la proposta che noi facciamo è quella di dire la cosa più importante è che queste risorse, quando arriveranno, atterrino, diciamo, sui territori italiani, nei territori regionali, nei territori metropolitani, nei territori delle città. Ecco, che quindi, diciamo, il tema di come affrontare questa situazione sia in qualche misura fortemente, diciamo, assegnato, diciamo, a capacità vicine ai territori. Quindi questo è l'ultimo miglio, in qualche misura, in cui a nostro avviso si gioca poi non soltanto l'orientamento ma anche la fattibilità di questi investimenti. Allora, la proposta, diciamo, che deriva dallo studio che noi abbiamo fatto su un caso specifico ma molto importante, che è il patto per il lavoro dell'Emilia Romagna, è una ricerca che ci dice alcune cose su come procedere. Questo, diciamo, a livello regionale, ma lo stesso ragionamento lo possiamo fare per quanto riguarda territori e aree più ristrette. Il patto per il lavoro dell'Emilia Romagna che cosa è stata? È stata un insieme di programmazione regionale, politiche industriali, politiche del lavoro, politiche formative, che hanno avuto un'ispirazione: dare lavoro, dare valore al lavoro e ai lavoratori, e un obiettivo sintetico chiave, cioè quello di aumentare il valore aggiunto
prodotto nella regione e dimezzare la disoccupazione nell'arco del mandato. Questo patto, che è una cosa totalmente diversa, diciamo, da un accordo di spartizione di risorse, è stato siglato da 50 principali soggetti pubblici e privati del territorio, quindi le associazioni industriali, le associazioni sindacali, le università, i centri di ricerca, le scuole, con un ruolo, adesso ci ritorneremo, importante da parte dell'amministrazione regionale. Quindi una forte partecipazione attiva da parte di questi soggetti. Soprattutto la cosa importante è che questo patto è stato corredato da obiettivi misurabili ed è stato continuamente monitorato ogni mese, ogni 2 mesi, insomma, no? Ecco, c'era una riunione del patto che verificava che cosa stava succedendo. Questo patto, firmato nel 2015, è stato preceduto da un confronto complesso, perché arrivare, diciamo, a sostituire l'idea di un tavolo o di un accordo spartitorio con un sistema pattizio è un'operazione complicata, quindi non basta dire che bisogna farlo, e alla fine è stato fisicamente, diciamo, siglato ed è partito. Cioè, qual è stato, l'ho già detto, l'obiettivo del patto? È aumentare il valore aggiunto delle attività della Regione Emilia-Romagna come prerequisito per aumentare una occupazione di qualità, quindi che includesse anche lo sviluppo umano inclusivo e sostenibile e il rilancio del ruolo dei giovani, insomma, in particolare. C'è stata tutta una strumentazione molto articolata per sgranare questi obiettivi smart, si suol dire nel linguaggio consulenziale, obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, temporizzabili, ecco, divisi in 2 grandi mucchi, insomma, no? Obiettivi per il mercato del lavoro e obiettivi per il tessuto produttivo. Insomma. Il patto, il modo con cui è stato gestito il patto è stato particolarmente importante perché sostanzialmente, diciamo, sul capitale umano sono stati toccati temi come l'apprendistato, i tirocini, i programmi di riqualificazione, gli ITS, gli strumenti di accrescimento dell'occupabilità e la formazione vista come un strumento per non solo adeguare gli skills ai jobs, ma di disegnare i nuovi jobs, le nuove professioni e i nuovi sistemi. E il potenziamento del sistema produttivo è stato il tentativo di puntare sulla, ci ritorno tra un attimo, sulla qualità e l'innovazione dei prodotti e dei servizi. Le risorse sono state importanti, ma molto inferiori a quelle che probabilmente ci saranno adesso a seguito del Recovery Fund, erano 23 miliardi, 22 miliardi di euro che sono stati tutti investiti, diciamo, anche con una certa rapidità ed efficacia da parte dell'amministrazione regionale, risorse che non sono state distribuite alle aziende, ma sono state investite in infrastrutture erogate alle persone e destinate ai servizi. Allora, gli obiettivi, come dicevo, erano quelli di accrescere l'innovazione e il valore aggiunto della regione di almeno il 6%, aumentare l'occupazione di almeno 100.000 unità, ridurre il tasso di disoccupazione dal 10-9% al 5% e operare investimenti massicci in science and technology, in particolare in big data. Questi obiettivi sono stati tutti raggiunti. Quindi noi abbiamo, diciamo, una storia, ecco, di una determinazione, diciamo, anche un po' ossessiva, ecco, focalizzata su alcuni punti, un controllo, diciamo, di quello che avveniva e soprattutto quello che si voleva ottenere è avvenuto, più tutto quello che a questa cosa è associata. Allora, qual è, diciamo, la lezione che impariamo? Insomma? Ecco, questa è una forma di governance partecipata. Questo termine non è nostro, è stato stilato, è stato proposto negli anni 90 da studiosi anglosassoni, ecco, dove l'idea è sostanzialmente quella di pensare non tanto a un governo centrale più o meno amministrato da manager che cercano di agire in maniera analoga a quello delle imprese private, il cosiddetto new public management, no?
Ma l'idea fondamentalmente è quella di avere un sistema in cui la governance è il risultato di un accordo, di un processo, di un lavoro comune, ecco, tra l'ente pubblico e i soggetti privati, no? Gli approcci adoperati sono sostanzialmente 7, io non ho il tempo di approfondirli, poi se qualcuno è interessato manderò volentieri queste slide, oppure questo testo, diciamo, che è uscito adesso per il Mulino, può essere firmato da Patrizio Bianchi, da me, da Giorgio De Michelis, Paolo Perulli, Francesco Seghezzi e Gianluca Scarano, che racconta un po' questa ricerca. I 7 approcci sono questi. Uno, l'ho già accennato, la stipula di un patto di lungo periodo, quindi non un accordo spartitorio, ma un patto che fa convergere tra di loro delle strategie, diciamo, anche differenziate e anche, diciamo, che portino a qualche unità anche degli atteggiamenti necessariamente egoistici. Una strategia condivisa di investimenti selettivi. L'Emilia Romagna è una regione baciata, diciamo, da una storia importante, però anche fortemente minacciata da un cambiamento radicale, insomma, no? La manifattura dell'Emilia Romagna è stata minacciata prima ancora che dal Covid, insomma, ecco, dalle produzioni cinesi, vietnamite, insomma, no? Quindi la scelta, diciamo, fatta è stata quella di puntare su settori emergenti, no? Le biotecnologie, la meccanica avanzata, le parti, diciamo, più evolute del food e soprattutto i big data, insomma, no? Quindi l'elaborazione, diciamo, automatica. Questa non è una cosa banale, perché evidentemente dei patti che normalmente, come dire, distribuiscono a tutti i soggetti economici del territorio le risorse che ci sono, ecco, e invece in questo caso c'è stato un accordo a dire puntiamo su quello che può far fare un salto, diciamo, di competitività internazionale alla regione nell'Emilia Romagna. Un modello, poi adesso se arriva Patrizio Bianchi ve lo spiegherà lui, perché questo è un modello che lui ha proposto e che ha attuato, che definisce all government, no? Cioè un modello che ha tenuto insieme contemporaneamente politiche integrate sul capitale umano, sull'innovazione, sulle politiche territoriali e sul welfare. Non ho il tempo di approfondire, ma l'idea di superare i silos in cui normalmente queste dimensioni sono gestite da competenze regionali diverse o da diciamo, gradi di attenzione delle forze sociali diverse. Quindi è stato un tentativo di vederli insieme. La definizione di questi obiettivi SMART che vi ho già accennato, quindi il patto per il lavoro è stato come gestire un'azienda, insomma, no? Un'azienda non va avanti se non si definiscono degli obiettivi misurabili e poi li si misura, insomma, no? Ecco, nella pubblica amministrazione o negli investimenti pubblici questa cosa di solito non avviene. In questo caso è stato fatto questo, collegando questi obiettivi al sistema di programmazione e di valutazione della regione Emilia-Romagna e poi ai sistemi, diciamo, di valutazione delle singole aziende. L'aspetto sociale, sociologico, diciamo, di questo cambiamento è stato creare una comunità performante, insomma, no? Quindi non soltanto un accordo di buona volontà, di coesione, eccetera, ma un sistema, diciamo, organizzativo performante tra attori pubblici e privati, no? Quindi non insomma, un atto di intenzione, ma una gestione. La regione Emilia-Romagna, come molte regioni, come forse tutta l'Italia, insomma, no? È fatta da, come ricordava il collega prima, da reti produttive, reti di prodotti, di servizi, eccetera. Ecco, in questo caso, diciamo, il patto per il lavoro ha utilizzato e potenziato l'organizzazione reticolare regionale, no? Quindi ha fatto in modo tale che le reti di impresa e le reti territoriali e di amministrazione giocassero insieme. Ultimo, but not least, ecco, l'amministrazione aveva la consapevolezza che era, anche se era un'amministrazione buona, forse migliore di qualcun'altra, ecco che comunque la burocrazia dell'amministrazione era un ostacolo. Quindi l'amministrazione si è messa in ballo se stessa e ha fatto un'operazione di
riorganizzazione su tutta una serie di terreni, dalla macrostruttura ai processi, al sistema di valutazione, allo smart working, su cui adesso la regione Emilia-Romagna è leader all'uso di tecnologie avanzate, all'intelligenza artificiale. Quindi ha accettato l'idea che l'amministrazione non può fare come noi spesso pensiamo, come il barone di Munchausen, che si vuole sollevare tirandosi su per i capelli per il codino, ma si è messa in discussione. Queste 7 regole, che io non ho il tempo di approfondire, sono regole che a nostro avviso sono applicabili non solo ad altre regioni, anche diciamo, con delle storie meno favorevoli, insomma, ma anche, diciamo, alle città metropolitane, alle aree territoriali e probabilmente anche ai territori. Quindi la proposta, diciamo, per l'Italia che noi facciamo è quella di dire attiviamo dei patti a livello territoriale, ai vari livelli, e facciamo in modo tale che ad essi sia assegnato e affidato questo compito difficile di fronteggiare questa doppia elica così complicata, insomma, no? Di contemperare ristoro e sviluppo, ecco, ma non nei termini di assegniamo delle risorse alle regioni e ai comuni soltanto, ma facciamo in modo che questa sia l'occasione, ecco, per una mobilitazione, ecco, delle forze culturali, economiche e sociali. Questa è la proposta che noi facciamo, la proposta del nostro libro e la proposta di un articolo che è uscito adesso nella rivista Il Mulino, ed è la proposta che noi stiamo pensando di proporre a seguito di questo studio. Non si tratta di clonare l'Emilia Romagna, perché non è possibile clonarla, né così pensare, diciamo, che anche gli elementi personali così importanti, insomma, Bonaccini non è clonabile, Patrizio Bianchi, se non è arrivato, è arrivato, ciao Patrizio. Patrizio Bianchi non è clonabile, ma quando abbiamo cominciato... Ma è un clone, non solo Patrizio Bianchi, sono il suo clone. Sei il suo clone. Ecco, Patrizio ci ha dato un incarico che noi abbiamo tentato nel fare questa ricerca di seguire, studiare quali sono gli elementi di tipizzazione del metodo seguito perché possa essere applicato in altri contesti. Questa è la ricerca che abbiamo fatto e questa è anche la fiducia che noi facciamo che questo metodo, con tutti gli aggiustamenti possibili e immaginabili, può essere utile in generale per l'Italia e in particolare in questa situazione drammatica che stiamo attraversando, e può essere lo strumento principale per coprire l'ultimo miglio. Grazie. Grazie professor Butera, sicuramente tanti spunti di riflessione che poi riprenderemo con il professor Bianchi, che ringrazio di essere intervenuto e a cui chiederò poi successivamente un ulteriore, diciamo, commento rispetto a queste modalità che sono state usate in Emilia-Romagna per raggiungere l'ultimo miglio, per riuscire ad affrontare quell'ultimo miglio che divide l'idea della progettualità con la capacità poi di fare diventare questi progetti utili per il territorio. Prima di passare la parola a Patrizio Bianchi, volevo invece invitare alla presentazione, al suo intervento, Alessandro Garofalo. Alessandro Garofalo lavora a stretto contatto con gli imprenditori e si occupa da sempre dei processi di innovazione. Anche qui si tratta di pensare a un'innovazione su come attivare nuovi strumenti di coesione sociale e di collaborazione sul territorio. Lascio quindi la parola a Alessandro Garofalo per il suo intervento. Volentieri, quindi si tratta di vedere come si mettono a terra queste cose, diciamo, in azienda. Come hai detto, il mio lavoro è sviluppare prodotti e crearli, e diciamo anche servizi. L'ho fatto molto anche nella pubblica amministrazione, sono stato 7 anni presidente e amministratore delegato di Trentino Sviluppo, quindi una struttura pubblica che si occupa sul territorio di innovazione. Allora, il mio intervento voleva, diciamo, toccare alcuni aspetti su come si fa poi nella realtà a fare queste cose, diciamo, concretamente. A me l'intuizione è venuta anche grazie a un caro amico cartografo. Io ho un cartografo che lavora con me e ho visto come è cambiata, diciamo, l'evoluzione di rappresentare le carte, soprattutto di orienteering, col concetto di cartografia partecipata. Nel senso che ultimamente è cambiato anche il paradigma, cioè non cerchiamo più dove siamo in mappa,
ma comunichiamo a una mappa dove proviamo delle nostre emozioni sostanzialmente. Questo anche molto grazie al digitale. Siccome sono un fanatico di mappe, diciamo come Baricco, ritengo che il nostro lavoro era ben rappresentato da Giotto a Padova nella Cappella degli Scrovegni. Quando c'è il firmamento ci sono quei due piccoli angioletti a destra che srotolano il firmamento. Ecco, credo che un attore di innovazione, lo dice anche De Toni, no, in una sua ultima pubblicazione, il nuovo ruolo del leader di innovazione è il saper creare il contesto, leggo, un contesto dove la vera motivazione è l'automotivazione, frutto di una visione condivisa, ottenuta con l'esempio di chi fornisce l'energia del cambiamento. Quindi, morale, cosa vuol dire? Far nascere idee da un territorio vuol dire poi mettere delle persone insieme, diciamo, a lavorare e a cercare di fare una produzione creativa. Se vogliamo usare una metafora, uso un prodotto, diciamo, pubblicitario divertente che vi faccio vedere qua, e che magari molti conoscono, ma è una clessidra che misura il tempo però dal basso. E quindi invece che la sabbia salire dall'alto in basso per la forza di gravità, è dal basso all'alto che sale. È una provocazione chiaramente giapponese, no? Se no, insomma, solo loro riescono a fare questi paradossi e questi cambi di paradigma. Quindi cosa vuol dire? Ci vogliono delle abilità e delle tecniche che permettono esattamente questa cosa. La creatività dal basso è questa: hai 1000 abitanti, hai 100 dipendenti, hai 2000 persone, hai 4000 persone, in qualche modo le devi coinvolgere. Chi si occupa di innovazione sa che queste cose non si improvvisano, ci vuole molto metodo, al contrario di quello che uno creda. Non è che vai lì, fai la buttad, fai una sessione creativa diciamo, e hai finito. Non è vero. Dovresti avere qualche foto, io ne ho date 2 o 3, se puoi farle passare, ma velocemente così. Diciamo, io dico quello che so fare personalmente. Io ho lavorato fino a un massimo di 1200 persone, quindi non di più, non ho un'esperienza maggiore contemporaneamente, quindi ritengo che la creatività dal basso deve avere delle regole e dei tempi. Per me sono importanti i tempi brevi, non oltre 2 ore, perché sennò bruci la mente, diciamo, delle persone, su temi ben precisi, ma ci vuole molto metodo. Poi scorrere con altre 2 o 3 fotografie. Sono fotografie dove ci sono, diciamo, realtà aziendali, realtà di servizi, diciamo, e anche territori. Ecco, qui sono semplicemente normali tavoli con persone e metodi. Poi ce n'è una più grande che era quella dell'Expo, quella, ecco, quella lì sotto, per capire. Poi in una roba del genere uno com'è che si organizza? Allora, cominciamo a buttare, diciamo, dei piccoli diciamo, riferimenti. Fare creatività dal basso vuol dire creare dei tavoli di lavoro, ci sono delle tecniche. Una di queste, per esempio, diciamo, più che applicata, ne è stato partecipe il nostro direttore, quindi Carraro, a Parigi con Fabius, quando è stata proprio applicata per raggiungere un accordo finale sul clima che nessuno riusciva, diciamo, a trovare, con 2 notti, con una tecnica particolare che è l'Indaba, una tecnica indiana, diciamo, di coinvolgimento delle tribù, scusate, ho sbagliato, una tecnica africana di coinvolgimento delle tribù, di certi capi tribù, che Fabius ha fatto fare proprio in quella convention, dove era presente anche il nostro direttore. Quindi abbiamo anche un attore, diciamo, che ha partecipato ai buoni risultati, diciamo, di queste tecniche negoziali tribali, ma molto efficaci. Allora, dalla mia esperienza, diciamo, ho esperienza di più di 200 di questi casi e ho fatto il conto in questi 20 anni, 25, e più di 70.000 persone coinvolte. Una cosa che pare, diciamo, contraddittoria è che vedo che i risultati maggiori si hanno dove non è proprio vero che le persone non si conoscano, ma c'è una frazione di rapporto reciproco 3 su 5. Questo è un dato molto interessante, cioè vedo che ci sono risultati più innovativi e più di rottura di schemi dove c'è un minimo di legame debole tra le persone, non tra tutte, però 3 su 5 sì, gli altri 2 possono essere ovviamente contaminazioni, soprattutto casuali, diciamo, o di discipline diverse. Altra cosa che ho notato, e qui va a favore di quello che diceva anche il professore, no, sui luoghi di dove convergere le reti, che siano coworking o no, sono importantissimi i luoghi dove avvengono queste cose.
Io lo dico chiaramente, anche se magari ci sono presenti amici trentini o eccetera, io quando sono stato presidente di 31 Sviluppo ho lottato contro l'associare l'innovazione al mattone, cioè all'immobile. Questa cultura che abbiamo noi, no? L'incubatore, il cemento, mettere dentro le start-up. Io ne sono un po' contrario. Contrario in che senso? Non devo mettere cemento, ma devo mettere persone smart, come diceva il professor Butera, intorno a quegli ambienti. Un concetto, chiamiamolo, copiato dalla Silicon Valley, non è che si inventa nulla di nuovo. Quindi voglio semplicemente dire che un altro modo per fare creatività dal basso che funzioni, dalla mia, diciamo, esperienza, è il contesto in cui si va a operare. Il contesto deve essere osmotico, deve essere aperto alle contaminazioni. Poi sentiremo qualche esperienza del dottor Grigoli, appunto appena fatta mi pare sulla Paganella con operatori, dove proprio l'osmosi è continua. Cosa vuol dire osmosi? Vuol dire mettere nel gruppo discipline che apparentemente non c'entrano nulla. Quindi la creatività dal basso si aumenta anche apparentemente, perché l'innovazione, come dice, cioè non è che lo dico io, è teoria dei frattali, eccetera, è al confine delle discipline. Tu non innovi con 10 ingegneri, io sono un fisico nucleare, non innovi con 10 fisici nucleari, non innovi con 20 avvocati nel loro tema, innovi con una contaminazione di queste discipline. Se abbiamo l'informatica da una parte e la biologia da un'altra, la biometria è al confine delle due. Ecco, quindi cerco un approccio in cui per aumentare la creatività dal basso inserisco opportune discipline ai confini. Quindi, recapitolando, il contesto è importante, 2 discipline contaminanti vicine e un'analisi però dei legami, questa è una cosa nuova per me che mi sono messo a fare negli ultimi anni, dei legami tra le persone, cioè sono andato a vedere se i risultati migliori delle idee innovative, che poi sono diventati prodotti o servizi, o in un'azienda o in un territorio, perché ho fatto molte sessioni anche con la cittadinanza, con i cittadini quando ero in Trentino Sviluppo, e hanno più risultato dove ho visto che esiste un legame debole tra le persone, però non tra tutte. Ecco, questo è importante. E un'altra cosa importante che smentisce le cose sacre che diceva Osborne, cioè uno dei padri del brainstorming, insomma della creatività, lui ha sempre detto, e anch'io lo condividevo, niente censura. Mica vero. Sto vedendo che dove la critica è esercitata in modo intelligente, aumenta l'originalità della creatività. Quindi attenzione, non la critica, capito, quello che boccia le idee, che castra tutto, no, non funziona, quello è il menagramo, cioè il portasfiga diciamo, della riunione, ma quello che invece puntualizza, dice no, dà un valore aggiunto, quindi critica positivamente senza dire sei un pirla, no, dice quest'idea potrebbe essere migliorata, diciamo in quest'altro modo. Quando ci sono queste critiche, la produzione originale aumenta in un modo, diciamo, notevole. Ecco, queste alcune riflessioni che ci tenevo a dire. Sugli spazi, per chi li conosce, cito un esempio che per me è stato istruttivo. Ho vissuto alcuni mesi a Boston, poco, ma mi ha colpito un edificio che non c'è più, è per i fisici abbastanza famoso, è il famoso edificio 20. L'edificio 20 del MIT di Boston è un edificio particolare che è nato nel 1943 e l'hanno fatto fuori, leggevo, nel 98. È un edificio molto particolare dove si è lavorato sulla... Lì è nato Chomsky, per dire, no? Però Chomsky, l'esperto della comunicazione, era accanto ai saldatori, era accanto ai fisici nucleari sulla ricerca della fusione. Quindi alcune cose che mi avevano colpito, questo palazzo, che secondo me andrebbe ripristinato in qualche modo, ora in questo momento sopra c'è la famosa, quella che si chiama la caffettiera di Gehry, no? Quindi il nuovo, no, la caffettiera, sapete che si chiama così, e per esempio aveva i piani con i numeri sfalsati, che oggi troviamo in molti uffici pubblici, è divertente la cosa, no? Vi capiterà anche a voi che schiacci piano 2 e ti trovi all'1, schiacci 3 e ti trovi al 2. No, mentre in America era voluto per come dire, scardinare i tuoi riferimenti. Un'altra cosa che avevo notato, le ali dei palazzi, noi facciamo A, B, C, D, lì tu arrivavi in un piano, c'era l'ala B e poi quella A e dopo l'ala E di C. Sapete perché facevano questo? Per mettere i ricercatori nella condizione di perdersi, perché perdendosi, per tornare nel loro ufficio, dovevano fare strade in cui incontravano
ricercatori di altre cose e per cui familiarizzavano, si conoscevano, eccetera, sostanzialmente, diciamo, nascevano, diciamo, sostanzialmente le idee. Ecco, mi fermerei qua in questa piccola parte perché so poi che è arrivato anche il professor Bianchi e che quindi anche lui deve fare, diciamo, un piccolo intervento. Cito solo, perché l'ho detto prima, per chi fosse presente, che tutto quello che ha detto il professor Butera era già scritto, non è la marchetta, professore, ma è vero, io questo libro 30 anni fa me l'ero studiato quando ero ancora in Ansaldo, Il castello e la rete, dove c'è ancora molto futuro, quindi avere personaggi come lei, ci diamo anche del tu, però insomma ho sempre soggezione, che ispirano il mondo dell'organizzazione, è fantastico perché lei ha la capacità di coniugare i famosi puntini e quindi mette ordine nelle cose che noi magari sul campo facciamo con un po' di disordine. Quindi la ringrazio sempre per i suoi contributi. Questa piccola parte avrei terminato, non so se sono stato troppo lungo. No, va benissimo Alessandro, ti ringrazio. Speriamo che non servano altri 30 anni per mettere in pratica quello che ci ha indicato il professor Butera, anche perché non mi pare che siamo nelle condizioni di poter aspettare altri 30 anni. E era ancora in lire, infatti il prezzo era in lire, non c'era euro. Io mi sono segnata alcuni spunti che tu ci hai dato. Il tema del contesto in cui ci troviamo a realizzare questo tipo di iniziativa, il tema della necessità di contaminare le discipline anche attraverso spazi che favoriscono questo tipo di contaminazione, l'importanza di avere dei legami deboli tra le persone, quindi non dare per scontato che nessuno si debba conoscere, ma che ci siano comunque dei momenti condivise, e anche il fatto che siamo in una fase in cui anche le critiche sono importanti, diventano strumento di crescita e di sviluppo. A questo punto io chiederei l'intervento di Paolo Grigolli, che ha la possibilità di darci un'indicazione di un progetto effettivamente realizzato con queste modalità. Lascio quindi la parola a Paolo Grigolli, se vuole anche lei condividere lo schermo, le do subito la possibilità. Ecco. Ok, vedete le slide, quindi ci siamo? Sì. Perfetto. Grazie per l'invito, grazie per gli interventi molto molto interessanti di chi mi ha preceduto, il professor Butera e di Alessandro Garofalo. Io entro con un caso, in quanto direttore di una scuola di management che si occupa in Trentino di accompagnare i processi di sviluppo. Io in particolare mi occupo dello sviluppo che prende come riferimento il tema del turismo e della cultura. In questo caso abbiamo lavorato insieme a un'organizzazione che è la PT della Paganella, che è l'azienda per il turismo della Paganella, un ambito che è fatto di 4.900 anime, quindi una piccola destinazione, ma che ha circa 2 milioni di presenze dati ante Covid. Quindi questo vuol dire praticamente che ogni giorno su quel territorio ci sono più turisti che soggetti, diciamo, abitanti. Una struttura di governance che vede alcuni soggetti di riferimento, che sono le imprese più significative che lavorano sul contesto, che ha due stagionalità, una stagionalità estiva e una stagionalità invernale, e una azione di fatto economica molto molto significativa, perché appunto è tutto un ambito che vive di fatto di turismo. Cosa abbiamo quindi proposto ancora nel 2019? Abbiamo proposto una cosa che abbiamo chiamato Dolomiti Paganella Future Lab, un progetto che parte da una relazione forte appunto con l'ente del turismo locale, e che rappresenta sia la parte politica, quindi gli amministratori, che la parte imprenditoriale. L'abbiamo proposto in un momento nel quale le cose andavano davvero bene, perché era 2018-2019 erano gli anni più, diciamo, forti dal punto di vista di arrivi, presenze e di income economico, ma ci restavamo ponendo alcune questioni legate a come affrontare le sfide di un territorio che vive appunto di turismo, e che non voleva solamente porsi il tema degli arrivi e delle presenze in termini quantitativi, ma della relazione tra ospite e residente, della relazione tra
una comunità che vive il ritmo del turista, ma che nello stesso tempo ha bisogno anche di trovare o ritrovare il senso di comunità, perché con questi numeri questo tema era molto forte, insieme ad altre questioni molto significative. Abbiamo coinvolto la comunità fatta di amministratori, fatta di imprese e di imprenditori, fatta di giovani, ma anche ovviamente dei turisti. Quindi è un lavoro che sta iniziato a ottobre 2019, è ancora in corso. Ti abbiamo perso. Professor Grigolli, non la sentiamo più. Vediamo se si sta ripristinando. Vediamo, probabilmente sì. Noi ci sentiamo, no? Quindi è giusto, quindi magari è un problema. Sì, penso che si sia bloccato proprio lui, la sua connessione. E questi sono i problemi dei live, sempre capita. Esattamente. Allora, aspettiamo di vedere come se riusciamo a recuperarlo. Allora, nell'attesa di recuperare il professor Grigolli, volevo chiedere al professor Bianchi una sua riflessione su queste modalità che ci sono state presentate, così come l'ha definita il professor Butera, di governance partecipata. Volevo capire dal punto... Ecco, vediamo se ci sentiamo. Ecco, volevo capire dal punto di vista di chi al microfono spento, professor Bianchi. Microfono. Serve il suo microfono. C'è quel Forse pallino. adesso dovrebbe funzionare. Ecco qui, Sì. ecco, professor Perfetto. Bianchi. Abbiamo detto che questi macchinini si stanno dimostrando fragili e dopo la 10ª ora di conferenza online anche loro sono piegati. No, mi permette di fare 4 riflessioni oggi che mi sembrano utili a questa nostra indicazione. Stamattina c'è stata l'assemblea di Confindustria e all'assemblea di Confindustria stamattina il presidente Bonomi ha invocato un patto fra tutte le parti sociali per l'Italia. Da una parte questa cosa va salutata con attenzione, perché dopo gli anni dello scontro, gli anni dell'individualismo e questi tristi anni di populismo dilagante al governo, l'idea che la Confindustria chiami la necessità di un coinvolgimento di tutte le parti mi sembra assolutamente importante. Personalmente ho fatto questa esperienza come assessore della Regione Emilia-Romagna, come ricordava prima Federico, e l'approccio che abbiamo avuto, che non era il coinvolgimento pro forma delle parti, ma era l'idea di un approccio che si basasse proprio sulla co-progettazione di un futuro comune, diventava essenziale. Però, come diceva prima Federico, questo approccio richiede che non vi sia una dissociazione mentale fra il momento politico e il momento dell'attuazione, cosa che è tipica del nostro paese, dove tu hai sempre grandi tavoli politici. Noi abbiamo fatto in questi anni la politica dell'IKEA, cioè quando non sapevi cosa fare facevi un tavolo e i tavoli non andavano da nessuna parte. Il vero problema è che un tavolo di progettazione partecipata implica la capacità di intervenire sull'organizzazione e la capacità di intervenire sull'organizzazione implica una straordinaria umiltà da parte di tutti, cioè l'idea che in fondo anche le tue routine debbano essere riviste a fronte del cambiamento dei problemi che abbiamo di fronte. In fondo, se vuoi, è la vecchia teoria antica, antichissima, che l'organizzazione della produzione, cioè la divisione del lavoro, deve essere sempre commisurata con l'estensione del mercato in cui ti trovi, quindi col livello proprio dei problemi. Di fronte ai problemi che noi oggi abbiamo un problema di un rilancio del paese. Per cui il primo dei problemi che abbiamo è che tutte queste esperienze che stiamo raccontando non siano soltanto una narrazione di vicende individuali, ma diventino un metodo, uno strumento per la transizione che riguardi tutto il paese. Su questo facciamo fatica a essere soddisfatti di quanto sta avvenendo a livello nazionale, dove per anni è stata fatta l'apoteosi dell'incompetenza e dell'incapacità diventate governo. Il rischio è che ancora una volta i territori si debbano far carico di una crescita di cui il livello nazionale non è
in grado di garantire né un orientamento né un coordinamento. Questo rende ancora più necessaria la funzione di questo coordinamento dal basso, del fatto che si fanno delle esperienze e le scambiamo, del fatto che impariamo l'uno con l'altro, del fatto che con grande umiltà ci mettiamo intorno a un tavolo e abbiamo presente che, come diceva prima Alessandro, i nostri legami deboli possono diventare un cemento che permetta a tutti non soltanto di penetrare nel gruppo dell'altro, ma permetta anche di trasformare i gruppi. Io ho l'impressione che ci stiamo misurando con una grande discontinuità di carattere culturale. In fondo, in questi anni, tutti questi nostri ragionamenti sono stati asfaltati, perché non c'era bisogno di visione, non c'era bisogno di strategia, non c'era bisogno neanche di interventi strutturali, ma c'era semplicemente un bisogno di comunicazione, c'era semplicemente un bisogno di fare un consenso rapido su visioni che non avessero poi sostanzialmente da fare i conti con il domani. Ricordo che sicuramente tutta questa grande tensione sull'innovazione è importante, però ricordo che se non c'è una base educativa fondante, tutte queste hanno le gambe fragili, le gambe di argilla. Il nostro è il paese che ha il più basso livello educativo d'Europa, ha il più alto tasso di dispersione scolastica d'Europa, ha la più bassa competenza digitale d'Europa. Allora io credo che sia importante mettere insieme questo straordinario sforzo che sta facendo la Fondazione Nord-Est di dimostrare quanta vitalità c'è, quanta vitalità esiste anche nelle sperimentazioni metodologiche di policy a livello territoriale. Però queste devono essere messe insieme e con grande forza presentarsi a dire che quando si parla di recovery fund si parla di progettazione, non semplicemente di debito. Si parla della capacità di progettazioni condivise e partecipate, non solo di aspettare l'ultima ordinanza del governo. Si parla di un investimento di lungo periodo nella formazione, non di banchi con le rotelle. Si parla in fondo di una classe dirigente che deve avere il senso della responsabilità, cosa che io faccio fatica a trovare nella situazione attuale. Però, come si è detto prima, le radici sono lunghe. E come hai detto tu prima, Alessandro, noi stiamo ancora studiando il libro di 30 anni fa di Federico perché le radici sono lunghe. Bisogna trasformare tutto questo in organizzazione. Se non si riesce a trasformare questa tensione che si sta creando nel paese, sulla necessità anche di una capacità di innovazione e quindi di reazione, no? Ci stiamo riempendo tutti la bocca della parola resilienza. Il piano nazionale di rilancio e resilienza. Allora dice il signore che lavora qui in casa, rilancio capisco perché è come andare a pesce, si butta in là la canna. Ma cos'è sta resilienza? Oh ragazzi, la resilienza è la capacità di avere il senso di sé e che se viene anche il terremoto tu rimani tu. È la capacità di percepire che c'è un qualcosa che lega la gente di un territorio e lega i diversi territori. Lega il nord e un sud del paese, le cui differenze sono aumentate fino a diventare insostenibili in questi anni. Lega soprattutto l'idea che non siamo sempre lì appesi ad un'ordinanza da Roma. Il concetto di autonomia, che è un concetto che ricordo l'ultima volta è stato normato in Italia con la legge 59 del 1997, da cui è discesa anche l'autonomia scolastica, è stata bellamente pestata perché i corpi centrali dello Stato non hanno fatto un passo per rendere credibile l'autonomia. Allora io credo che sia importante, le riflessioni che faceva prima Federico, nel ricordare che ci vuole una progettazione condivisa, ma questa progettazione condivisa si deve trasformare in aggiustamenti strutturali delle organizzazioni, perché se non diventano questo, ancora una volta sono una nuova chiacchiera che noi abbiamo al vento di questo paese. Concludo questa riflessione semplicemente con una considerazione. C'è un dato che mi turba moltissimo, che è il dato degli invalsi. L'Invalsi è l'ente per la valutazione degli esiti scolastici. Il dato dell'Invalsi 2019 dice che arrivato al 13° livello, cioè a 18 anni, a livello di diploma, il grado con cui un ragazzo italiano non riesce a capire il contenuto di un testo di italiano è il 22% nel nord-est, quindi il Triveneto più l'Emilia Romagna,
del 50% in Sicilia e in Calabria. Guardate che se il dato, oltretutto la differenza, perché è impressionante, ma il minimo è impressionante, il 22%, che se noi non poniamo un problema, una questione educativa all'interno della nostra capacità, le nostre capacità di innovazione rimarranno labili. Io faccio sempre un esempio. Io sarei un grande pianista, ma non so leggere la musica. Cioè sarei capace di fare delle performance singole, ma non potrei utilizzare né tutta la sapienza che mi viene dal passato, perché non so leggere Beethoven, e non potrei lasciare nulla di me dopo di me. Allora io credo che anche questa idea di un paese come il nostro, che si è cullato per anni nell'illusione di avere delle grandi risorse umane, in realtà vada pensato di più. Noi dobbiamo non solo avere una qualche eccellenza, ma bisogna fare innalzare il livello generale di competenze di tutti. La pandemia ci ha dimostrato che in Lombardia esistono delle grandi eccellenze, ma non c'era quella rete di base che permetteva di affrontare l'epidemia. Questo vale per l'educazione, vale per l'industria e vale anche per tutte le capacità creative che abbiamo detto prima. Noi dobbiamo avere sicuramente dei singoli grandi pensatori, ma se tutto il paese non cresce, non ci sarà sviluppo, perché al massimo ci sarà l'aumento delle differenze. Era questa la riflessione che volevo fare. C'è un'azione paese che deve imparare da quello che noi abbiamo fatto a diverso titolo in Emilia Romagna, sulla Paganella, vicino alla Laguna di Venezia. Ci deve essere un paese che deve uscire dallo stato infantile del pensare che basta prendere il pasto d'inverno per sconfiggere la miseria, perché questa è semplicemente una pulsione infantile che si è tradotto rapidamente in senescenza. Bisogna però riprendere con calma ad affrontare l'idea che bisogna dare basi stabili ad un paese. Le basi stabili ad un paese è quando tutti sono in grado di comprendere, di capire e non hanno bisogno che qualcun altro dica per loro quello che pensano. E in fondo è la base stessa della democrazia. Io sto sentendo in questi giorni delle sciocchezze sulla democrazia che mi fanno venire a caponare la pelle. Se la gente non è capace di avere parole per dirlo, ci sarà sempre qualcun altro che le dirà per lui. E quando lo dirà, ci sarà sempre qualcun altro che estrarrà a sorte che deve dirle. Non si può affidare uno sviluppo all'estrazione a sorte. Grazie. Grazie professor Bianchi, sicuramente una riflessione che ci coinvolge tutti. Ho colto sicuramente l'elemento che vi sta accomunando tutti, che è il tema legato alle persone e diciamo, le competenze e la necessità educativa di questo paese, per poi tornare al tema che la partenza di questa capacità di ripresa sta nel territorio attraverso gli strumenti e attraverso la capacità di creare una progettazione condivisa. Non per niente noi, quando abbiamo scelto anche l'ordine di questi webinar, abbiamo lasciato per ultimo il tema delle risorse, perché sono importantissime le risorse, ma se non ci sono progetti, non ci sono metodi e non ci sono le persone che sanno gestire, sanno usare, sanno utilizzare per il bene complessivo queste risorse, diventano assolutamente inutili. Grazie quindi professor Bianchi della sua indicazione. Ritornerei al professor Grigolli, spero che adesso siamo più fortunati. Le passo nuovamente lo schermo in modo tale che possiamo condividere di nuovo la sua presentazione. Scusate, ma vabbè, la tecnologia a volte non aiuta. Detto questo, molto bello questo passaggio che ci ha fatto il professor Bianchi e che voglio proprio collegare all'intervento che stavo facendo, alle 4 questioni con le quali abbiamo impostato il progetto di Future Lab in questa comunità di Paganella. La prima che riguarda appunto il tema del DNA, chi siamo oggi e dopo essere stati esposti per 50 anni al turismo e cosa saremo in una prospettiva, quindi cosa è rimasto di noi e cosa potremo anche dire noi rispetto a una prospettiva. Quando
Parliamo di comunità, in questo senso è stato per noi ed è per noi questo progetto un chiedere alla comunità come affrontano le grandi questioni. Le abbiamo chiamate le questioni chiave, le tough questions, perché di fatto ne abbiamo concentrate su questi 4 temi. La prima appunto che vi ho detto, la seconda sulle nuove generazioni, ma i figli, dopo aver visto i nonni e i padri lavorare così tanto, avranno la capacità di stare in quella comunità allo stesso modo? Sabato abbiamo fatto un laboratorio con 45 giovani e ne sono emerse delle cose straordinarie. I nonni e i padri hanno dato una risposta economica e quindi i forzieri sono pieni, ma manca la comunità in senso di progetto. I giovani oggi vogliono una qualità della vita e una qualità delle relazioni diversa rispetto a quella che è stata fino ad oggi per i nonni e per i genitori, che hanno pensato fondamentalmente a lavorare e a fare una vita poi legata al ritmo del turista, tanto che finita la stagione non si trova più una pizzeria aperta, non c'è un cinema, non c'è un teatro, non c'è un luogo di aggregazione. Oggi finalmente i giovani ci hanno posto questa domanda, ma viviamo per il turista e a noi poi cosa rimane? Certo, il conto in banca è importante, ma non è tutto, insomma, e quindi il vivere in una comunità significa anche darsi un progetto di questo tipo. E poi c'è la grande questione del cambiamento climatico, climate change o riscaldamento globale, perché una destinazione che vive d'estate e può vivere forse di più, dato il clima che cambia e il riscaldamento che porta le persone verso la montagna, ma d'inverno probabilmente avremo delle stagioni senza neve o con poca neve, e questo cambia anche l'ottica della proposta. E poi il grande tema dell'equilibrio. Dicevamo prima, 4.900 abitanti, 2.200.000 presenze turistiche. Questo significa che si è spinto sulla quantità e va adesso ricreata una dimensione legata alla relazionalità e a uno scambio diverso, probabilmente uno scambio che finora è stato interpretato come il turista che cede tempo e scelta di servizi per uno scambio che è di fatto ancora molto legato a una dimensione economico-finanziaria, ma non c'è ancora una riflessione su uno scambio più profondo con il turista, uno scambio che può vederlo anche più coinvolto anche in una scelta di prospettiva. Lo smart working, il telelavoro, a seconda delle dinamiche, potrebbe spostare una parte di queste persone verso comunità di montagna per una qualità della vita sicuramente elevata, per una accessibilità e una connettività possibile, e potrebbe cambiare anche qua i rapporti e le modalità anche di fruizione di un territorio. Ecco, questi sono i 4 grandi temi che abbiamo cercato di sollevare. Non sto a definire un po' tutte le azioni fatte, che hanno visto comunque più di 27 workshop, di una serie di laboratori sul territorio, una serie di analisi, questionari, indagini, ma sta definendo ora 4 grandi temi sui quali progettare la destinazione del futuro, ma soprattutto mettere le basi per una comunità che cerca di capire, e questo tema dell'autonomia per noi è molto importante in Trentino, ma che è stato sollevato nell'ultimo intervento da Patrizio Bianchi, è fondamentale, cioè darsi anche delle risposte per reagire con una propria capacità a delle questioni che sono sicuramente soverchianti, che sono sicuramente sovradimensionate rispetto a una piccola comunità, ma che comunque ognuno di noi deve cercare di affrontare, perché da quelle risposte che daremo anche un futuro ai nostri territori. Grazie. Benissimo, grazie anche per questo intervento che mette al centro anche in questo caso il tema della comunità che poi insiste nei territori, e quindi la capacità di creare un senso per le persone che vivono i diversi territori. Mi ha colpito molto anche questa attenzione a coinvolgere i giovani, che invece forse vengono sempre un po' lasciati come quelli che sono non tanto i protagonisti di questo percorso, quanto forse un domani i destinatari dello stesso, senza chiedere a loro cosa effettivamente si attendono e si aspettano.
Abbiamo ancora pochissimo tempo perché il tempo è passato molto veloce. Chiederei a tutti veramente una battuta finale, proprio 1 o 2 minuti a testa su quello che abbiamo condiviso, che abbiamo sentito, iniziando dal professor Butera, che ha sicuramente lanciato un sasso importante su questa capacità di intraprendere metodi e strumenti differenti. Una sua riflessione finale. Grazie. Allora, 2 minuti rapidamente. Vorrei soprattutto commentare questo punto cruciale che ha posto Patrizio Bianchi, che è necessario attivare partecipazione, creatività, progetti, ma poi questo si deve trasformare in un cambiamento di struttura. Questo mi sembra che sia il punto chiave di tutto quello che noi abbiamo trattato, no? Ecco, senza una somma di esempi, di best practice, di champions, no? Ne abbiamo sentiti 3, insomma, no? Uno l'ho raccontato io su quello che hanno fatto in Emilia Romagna, quello che Alessandro e Paolo... Come? Sono a casa, quando... Sì, sì. Prego, Va bene, prego. d'accordo. Grazie. Ecco, questi sono i progetti, però tutto questo si deve trasformare in un cambiamento di struttura, di modello, insomma, no? Allora, questa è una cosa possibile. Allora, io vedo fondamentalmente questo rischio, insomma, cioè il rischio che questo richiamo all'importanza delle persone, delle risorse umane, dell'educazione, ecco, sia qualcosa su cui è facile trovarsi d'accordo, ma è anche facile non fare nulla. Allora, io sono un ex metalmeccanico, dico sempre, no? Ho cominciato la mia vita, ecco, lavorando in un'azienda ebrea che faceva le macchine da scrivere, di cui non faccio il nome, e l'esperienza più importante che ho fatto nella mia vita professionale sono 6 mesi sulla catena di montaggio della Olivetti, insomma, no? E io ho imparato questa cosa, che bisogna pensare, bisogna partecipare, bisogna creare, però poi c'è un momento in cui tu devi riuscire a creare delle strutture. Le strutture sono i prodotti, di cui parlava Alessandro Garofalo, i servizi, le strutture organizzative, le strutture dei territori. Lì la malattia, diciamo, no, di questo paese è che noi siamo un paese con delle organizzazioni fragili, malate. Poi ci sono organizzazioni che vanno benissimo, organizzazioni meravigliose, ecco, però fondamentalmente noi abbiamo il 95% di piccole e medie imprese di cui solo alcuni champions, di cui parla il Corriere della Sera, vanno bene e le altre non solo vanno male, ma in questo momento sono sotto l'onda di questo tsunami che sta arrivando, no? La pubblica amministrazione va bene, la regione Emilia-Romagna, la provincia di Trento, i carabinieri, insomma, sono organizzazioni che vanno bene, però poi abbiamo invece una struttura di pubblica amministrazione che non riesce a sviluppare. Il terzo settore è fondamentale perché c'è la grande creatività e la grande passione di chi lavora soprattutto, ecco, in base a degli obiettivi, però anche il terzo settore si deve modernizzare con le tecnologie e con l'organizzazione. Ecco, io ho dedicato questo mio nuovo libro, insomma, che riprende anche quello a cui accennava Alessandro, che si chiama Organizzazione e Società, ecco, ponendo la questione organizzativa italiana. L'Italia è una società di organizzazioni, come tante altre società, ma l'Italia è una società di organizzazioni fragili. Allora, questa partecipazione, questa azione deve portare a dei movimenti dal basso a tutti i livelli, insomma, a livello delle persone, delle strutture intermedie, ma nello stesso tempo deve poi trasformarsi in un cambiamento strutturale. Questa è, secondo me, la sfida, non una delle sfide, ma la sfida che noi abbiamo davanti. Se non la cogliamo da questo punto di vista, ecco, il rischio è che vediamo correre fiumi di denaro, delle attività anche necessarie, ma fondamentalmente, ecco, la struttura tradizionale di questo paese che porta ai risultati che diceva Patrizio Bianchi sull'educazione, sul reddito,
differenza tra nord e sud tenderanno a non... Quindi ci vuole una rivoluzione delle organizzazioni. Questo è quello che io penso e quello che io ho visto in Emilia-Romagna studiando il caso del patto per il lavoro è una combinazione straordinaria di processo e struttura, di politiche e di organizzazione, di mobilitazione delle anime, delle intenzioni e di traduzione in cose che sono dure quanto una macchina da scrivere. Insomma, ecco, bisogna fare questo. Grazie professore. Alessandro Garofalo? Una battuta, sentendo Federico e Patrizio, a me viene in mente che ragioniamo, uno dei problemi è che abbiamo un pensiero novecentesco con cui ragioniamo. E l'Italia è in mano a gente che sa giocare a scacchi e basta. E qui ci vuole gente che sa giocare nel cosiddetto game. Per giocare nel game devi saper usare la PlayStation come metafora, quindi devi avere un pensiero critico completamente differente. Quindi il messaggio che posso dire è che dobbiamo dare davvero la società in mano ai giovani e alle donne e non ai vecchi come noi. C'è poco da fare, punto. Grazie. Paolo Bricolli? Io rispetto a questo penso assolutamente che oggi più che mai il pensiero rigenerativo proprio in questa fase è un pensiero femminile e lo vedo lavorando con le comunità dove trovo degli spunti di futuro soprattutto nelle donne. La seconda cosa è che dobbiamo però accompagnare questo passaggio. Mi piace tornare a lavorare con le comunità sui territori, nei territori dove c'è tantissimo da fare, dove nasce una forma anche di possibilità, perché dentro alle relazioni tra i territori, standoci a fianco, lavorandoci bene, si crea e si ristruttura anche questo termine che diceva il professor Butera, questo termine di organizzazione. Togliendoci anche così da una parte anche l'alibi, no, di essere ormai lasciati soli. Abbiamo bisogno di riformare gli strati intermedi, perché questi ultimi 30 anni sono stati da questo punto di vista devastanti, sono saltati i partiti, sono saltati i sindacati, sono saltate le chiese, sono saltate tutte le dimensioni associative. Ecco, sta a noi adesso ridefinirle in maniera totalmente nuova, giocando un gioco diverso, come dice Alessandro, ma capendo che da soli non ci salviamo. Ecco, questo è un passaggio importante, tornando a farlo percorrendo i territori. Grazie ancora. L'ultima parola al professor Bianchi. Sì, proprio l'ultima parola. Mi ha colpito molto il caso che prima Grigoli scriveva della Paganella, cioè di questo posto che quando c'è il sole ci sono milioni di persone e quando arriva l'inverno non hanno più neanche un cinema aperto. Potrebbe essere una brutta metafora, bella dal punto di vista dell'immagine, ma brutta dal punto di vista del paese. Un paese che ha continuato sempre a immaginare che il proprio patrimonio culturale, il proprio ambiente, le proprie persone migliori vivono per i turisti. Un paese che si è in fondo sempre immaginato come di transito, di servizio da una parte e di transito dall'altra parte. Invece bisogna pensare ad un paese che è d'inverno. Noi siamo nell'inverno del nostro scontento, come si diceva un tempo, ma è d'inverno che si costruisce la primavera. Allora io penso che questo periodo che stiamo vivendo, che visibilmente è l'inverno del nostro scontento, però è anche un tempo che deve essere straordinariamente proficuo, perché deve essere un tempo che, come diceva Alessandro, ci permetta finalmente di superare il pensiero del Novecento, che era un pensiero in cui tutto veniva frammentato, linearizzato e gerarchizzato, cioè la famosa catena di montaggio su cui Federico ha fatto i suoi pensieri. E deve essere una fase in cui ripensiamo che le competenze di fondo non siano quelle dell'aggregazione sociale, quelle cioè del rimettere insieme le persone. Mettere insieme le persone non è facile perché non è un tennis club questo. La capacità di mettere insieme le persone vuol dire che l'efficienza è basata sulla specializzazione e sulla complementarietà. E la complementarietà in politica si chiama solidarietà. E non è un caso che la nostra Costituzione all'articolo 3 dice che al 2 la Repubblica riconosce i diritti delle persone, ma anche il dovere della solidarietà. Questo è un paese che non ha più il senso della solidarietà. La solidarietà non è una sezione cattolica. La solidarietà è il legame di una società.
E allora riuscire a ricostruire questo diventa fondamentale. In un paese che è spaccato e di cui la classe politica nuova, fatta, Alessandro, di molti giovani, di molte donne, hanno dimostrato che non basta essere giovani ed essere donne, a volte bisogna anche studiare, cosa che è mancata. E allora c'è un problema di formazione di classe dirigente. Noi abbiamo vissuto in questo periodo pericolosamente l'illusione che anche una Massara potesse fare il ministro del tesoro. Abbiamo vissuto l'illusione che in fondo anche stavo dicendo una preside potesse fare il ministro. Non è questo il problema, bisogna costruire una classe dirigente per tutto il paese, non è solo il ministro. C'è un problema di ricostruzione della classe dirigente, di chi deve fare il sindaco della Paganella, di chi deve fare l'imprenditore a Venezia, di chi deve fare tutto questo. Ed è un problema di far crescere tutto il paese, tutto il paese. Tutto il paese, perché, come hai detto giustamente prima, un'organizzazione sociale complessa come quella di un paese non vive soltanto di tante, ma in fondo troppo poche eccellenze. Bisogna che tutto il paese cresca e questa è la parte più difficile. Questa idea di uno sviluppo che abbia dei connotati di sviluppo umano in cui la crescita di tutti diventa il cemento di una nuova democrazia, ma anche di una nuova crescita. Questa mi pare la sfida di questo inverno che si sta presentando molto lungo e poi non sappiamo se ci sarà neve o non ci sarà neve. A volte quando manca la neve manca anche un elemento fondamentale anche per le nostre piante di campagna. Quindi io credo che dobbiamo attrezzarci per questo inverno, non sarà un inverno breve questo. E il rischio più grosso è che noi coltiviamo un mondo di tante piccole, grandi esperienze isolate. Bisogna invece legarle, bisogna fare uno sforzo straordinario di legarle, bisogna creare una grande tensione. La cosa che più mi impressiona, ed è l'ultima battuta, Silvia, che mi dovete permettere, si ha molto la tentazione di dire oggi, il recovery fund, a parte il fatto che quasi tutto lo dicono recovery fund, che in inglese vuol dire quello che abbiamo trovato, non il fondo, ma il trovato. Ma questa è una questione linguistica. Tutti vedono il recovery fund come un nuovo piano Marshall. Tutti vedono quindi questa fase come la ricostruzione. Andatevi a leggere le pagine dell'Assemblea Costituente. Io di mestiere l'ho fatto perché ho fatto l'economista industriale, faccio l'economista industriale, quindi mi sono andato a leggere quelle pagine. La cosa che impressiona di più leggendo le pagine dell'Assemblea Costituente è la straordinaria tensione morale coniugata con la straordinaria competenza professionale. So che sono parole antiche, però bisogna tornare lì, perché altrimenti questa politica raffazzonata, e devo dire a volte anche un po' camaleontesca, non penso che faccia bene a tutti. Il ritorno al territorio vuol dire ritrovare anche questo senso di tensione morale e questo senso di professionalità antica. Bene, allora con queste parole ci auguriamo tutti di preparare una buona primavera per il nostro paese, partendo dai territori e anche prendendo il buono che c'è dell'essere in inverno, e vi do appuntamento a tutti al 14, parleremo di risorse, anche in questo caso non semplicemente limitandoci a elencare le risorse disponibili, ma provando anche in questo caso a ragionare su come dovrebbero essere attribuite queste risorse, verso chi e con quali modalità. Vi ringrazio tutti e al 14, buona serata a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Ciao. Un onore oggi, giornata fantastica, grazie. Grazie davvero. Grazie.